La Procura della Corte dei Conti della Regione Siciliana, guidata da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sulla vicenda dell'evento Sicily Woman and Cinema, che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia anche con una mostra fotografica al Festival Cinematografico di Cannes in Francia. La Regione Siciliana ha impegnato per tale evento ben 3,7 milioni di euro. Tra gli aspetti da chiarire anche quelli sollevati dall'opposizione in una interrogazione all'AS dai parlamentari del PD, con in testa il capogruppo Michele Catanzaro. Nell'interrogazione sono stati specificati i dettagli di alcune cifre definite spropositate per una singola mostra, assegnate all'assessore regionale al turismo Francesco Paolo Scarpinato, alla società lussemburghese Absolute Blue. Nell'interrogazione si snocciano alcune voci di spesa. Sarebbero previsti infatti oltre 311.000 euro per lo shooting fotografico da realizzare in Sicilia, 2.700.000 euro per l'affitto di Casa Sicilia e lo svolgimento di vari eventi a Cannes per 227.000 euro per spese d'agenzia, altri 920.000 euro per affitto salone e decorazione, 306.000 euro per pannelli pubblicitari, 511.000 euro per animazioni e conferenze stampa, 790.000 euro per la manodopera e infine 30.000 euro per le spese relative agli ospiti della regione che andranno a Cannes. Il presidente della regione Schifani in una nota ricorda che giovedì scorso aveva inviato una lettera all'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Francesco Scarpinato, con la quale lo ha invitato a fornire i dettagli con la documentazione degli atti rispetto alle determinazioni assunte. A seguito di ciò il presidente della regione Schifani vuole creare una cabina di regia sui fondi per la comunicazione. Il piano prevede 3 linee di intervento, una sulle emittenti televisive nazionali con la realizzazione di programmi televisivi come Ballando sotto le stelle, il programma di Mirli Carlucci, per cui sono stati pagati oltre 414.800 euro, o altri spot pagati alla società di Cairo, La 7, il Corriere della Sera, Publitalia 80, concessionaria delle reti Mediaset, o alla Manzoni Pubblicità per la testata Repubblica o Rete Blu o alla rete Sky Italia, pagati per circa centinaia di migliaia di euro. Poi c'è la campagna sulle reti ferroviarie con cartelloni fissi, circa 1.200.000 euro a grandi stazioni ferroviarie, o a Media One per circa 241.000 euro. Fondi drenati anche da altri assessorati come quello dell'agricoltura, dei beni culturali, spesi dall'assessorato al turismo, ma Schifani adesso vuole andare oltre, sfruttando una norma che risale ai tempi del governo Cuffaro, poco attuata, ad istituire una cabina di regia sulle spese di promozione e comunicazione di tutti gli assessorati, che continuerebbero ad avere la loro autonomia, ma con un vaglio finale sulla congruità e sulla coerenza rispetto alla strategia del governo regionale. Da parte nostra l'auspicio che la promozione avvenga anche nelle emittenti televisive siciliane e locali. Quotidianamente lavorano sul territorio per informare l'opinione pubblica, favorendo anche il pluralismo informativo e garantendo anche una sorta di par condicio nella spesa dei fondi pubblici, nella speranza che il nuovo governo regionale guidato dal presidente Schifani possa veramente attuare.